Resta tuttora sotto osservazione all'ospedale San Bortolo di Vicenza un pensionato di 92 anni aggredito e malmenato da due ladri che si erano introdotti nella sua abitazione a Nanto. L'anziano, che abitava solo, si era fratturato un femore finendo a terra nella colluttazione con i malviventi. A soccorrerlo per primo il figlio, allertato dallo stesso pensionato, rimasto tuttora ancora sotto shock. Mio padre adesso sta in condizioni di salute compatibilmente con il decorso operatorio, sta anche abbastanza bene, rimane comunque provato per ciò che è accaduto. È stata un'esperienza drammatica, insomma, sotto tutti gli aspetti, ecco, questo sì. Quindi speriamo bene, insomma, nel suo recupero, che sia il più veloce possibile. La banda, composta da almeno 3 persone, aveva fatto irruzione venerdì in pieno giorno, poco prima delle 10. Due criminali si erano introdotti nell'abitazione scassinando un serramento al primo piano, mettendo a soqquadro i locali e incrociando l'anziano al piano terra. I malviventi sono entrati a volto scoperto. Mio padre si riferisce che non avevano un accento italiano, non è che in casa ci fossero particolari beni preziosi oppure che lui avesse determinate disponibilità, voglio dire, ecco. Lui teneva in casa quello che gli serviva per la quotidianità. Fatto sta che erano a volto scoperto e uno dei due lo ha affrontato. Potevano anche risparmiarsi il fatto di avvicinarsi a questo anziano e di spingerlo. Sapevano che, insomma, lo vedevano che aveva anche una motorietà leggermente instabile, no? L'abitazione dista 200 metri dall'oreficeria Zancan, nota per il ripetersi di drammatici assalti di rapinatori senza scrupoli. In queste zone rurali si avverte forte il senso di insicurezza. Abbiamo avuto anche testimonianza recente qui in paese, no? Dove i furti magari sono stati anche molto più pesanti di quello che abbiamo subito noi, no? Sì, fa riflettere, fa pensare, ci rende anche molto insicuri, siamo anche allarmati, voglio dire, ecco, non nego che siamo anche impauriti, insomma, ecco, capito?